Assessore Sciaurli, a Sauris si è trovata la formula vincente, un modello quasi, per quella che può essere una tipica offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. Sì, soprattutto la capacità di mettere vicino all'offerta turistica la valorizzazione dei prodotti del territorio e anche una fortissima identificazione fra questi prodotti e la bellezza del territorio stesso. Quindi questo è secondo me una ricetta che potrebbe e dovrebbe essere un esempio per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Indubbiamente ci sono stati anche interventi delle istituzioni, supporti pubblici, ma come sempre i supporti pubblici devono essere utilizzati bene. Qui vediamo a Sauris la capacità da un lato di lavorare a rete, che non è così banale, cioè vediamo imprenditori che collaborano fra di loro, hanno sostanzialmente un profondo amore per il loro territorio e anche una visione di prospettive di sviluppo di quest'area. Quindi anche le risorse pubbliche secondo me ogni tanto è bene capire quando vengono utilizzate bene e quando queste risorse pubbliche sono servite a migliorare un territorio. Qui credo che effettivamente a partire dagli imprenditori che abbiamo incontrato oggi c'è davvero un esempio che potrebbe essere un punto di riferimento per l'intera regione. Torna centrale anche il tema della tutela della qualità dell'agroalimentare. Assolutamente sì, e la tutela è ovviamente non può essere solo una parte burocratica, la tutela è anche una scelta culturale, ovvero valorizzare i propri prodotti proprio perché vengono fortemente identificati con il territorio. Alcuni dei prodotti che troviamo a Sauris, dalla birra ai prosciutti, possono essere trovati con quelle caratteristiche, con quella bontà e anche con quella capacità di raccontarli solo ed esclusivamente qua. Questo effettivamente è probabilmente un valore aggiunto, è una capacità di competere su un mercato anche internazionale e soprattutto è quello che ovviamente non può essere copiato.